Buongiorno, buon lunedì, ben ritrovati, prima edizione dei nostri telegiornali. Anche oggi siamo insieme a voi per raccontarvi, per portarvi all'interno delle notizie con tutti gli aggiornamenti sui fatti accaduti nelle ultime ore nella nostra regione e non solo. Purtroppo c'è un'ampia pagina di cronaca dedicata ad una serie di incidenti stradali dagli esiti mortali. Iniziamo da qui, iniziamo da Riese Pio X con l'ultimo in ordine di tempo di una lunga lista di sinistri accaduti appunto sulle nostre strade. Siamo a Riese Pio X, dove un motociclista 37enne ha perso la vita nello schianto contro un'auto. È la quarta vittima della strada in 2 giorni nella Marca Trevigiana. Buongiorno a Vanessa Banzato, insieme a lei la persona che ha tentato di rianimare il motociclista. Buongiorno a te Francesca, a tutte le persone che ci stanno seguendo da casa. Sì, purtroppo è la quarta vittima che sta davvero dilaniando la Marca Trevigiana. Ci troviamo in via del Lavoro a Riese Pio X, dove questa mattina attorno alle 7:30 un 37enne, Stefano Minella, che si trovava appunto in sella alla sua motocicletta, stava andando al lavoro. La dinamica è ancora in via di ricostruzione, ma da una prima verifica pare che il furgone che Andrea Benetti sta inquadrando stesse per svoltare a sinistra. Probabilmente il motociclista non si sarebbe accorto della manovra che stava per compiere il furgone e ha tentato il sorpasso, che è stato per lui fatale. Un impatto tremendo sulla strada, si vede quello che resta della motocicletta. Certo è che davvero uno scenario tremendo quello che si è presentato davanti agli occhi dei soccorritori. Con me Giacobbe Torresan, che è un dipendente di un'azienda del posto, che è stata la prima persona, lei, che ha soccorso Stefano Minella e ha provato in tutte le maniere a rianimarlo. Lei tra l'altro è anche volontario soccorritore del SUEM 118 di Pieve del Grappa. Cosa ha fatto? Niente, questa mattina ero qua in azienda, a un certo punto mi suona il telefono e mi hanno detto corri immediatamente che c'è stato un incidente grave. Mi sono precipitato immediatamente e ho trovato questa persona a terra, aveva una pozza di sangue e subito immediatamente ci siamo messi in contatto con la centrale SUEM di Treviso e da là abbiamo iniziato subito le manovre di rianimazione, però purtroppo non sono andate a buon fine. Tra l'altro lei aveva con sé il defibrillatore, un defibrillatore che è in dotazione di ogni azienda. Sì, qui alla Stilco di Riese, ogni stabilimento abbiamo a disposizione un defibrillatore e più abbiamo anche una bravissima squadra di soccorritori che ci hanno dato una mano tutti assieme in modo da raggiungere risultati apprezzabili per tutti. Purtroppo però i traumi erano così gravi, così seri, che per Stefano Minella non c'è stato nulla da fare. Adesso stanno rimuovendo dalla strada la motocicletta che guidava Minella. Minella tra l'altro stava andando proprio al lavoro, lui lavora come saldatore in un'azienda proprio lungo via del lavoro, la Tecnoproject. Era conosciutissimo in zona perché aveva lavorato anche nella sua azienda, alla Stilco. Sì, 2 anni fa che aveva lavorato qui da noi e niente. Sì, tanto dolore per questa perdita. Si diceva, ne hai accennato anche tu poco fa, la quarta vittima nel giro di neanche 2 giorni, un dolore che si va a acuire ancora di più. C'erano qua anche c'era il padre, c'era la sorella, c'erano i familiari e gli amici di Stefano Minella, che si era trasferito una 15ina d'anni fa proprio a Casella d'Asolo, dove viveva assieme alla fidanzata, da Salerno. Quindi era una persona ben voluta e conosciuta da tutti, soprattutto nella zona. Davvero un dramma che è avvenuto questa mattina. Per il momento, Francesca, da Riese Pio X è tutto, ti ricedo la linea.
Grazie davvero Vanessa, grazie anche a Giacobbe Torresan per questa testimonianza forte, sicuramente con la commozione, visto che conosceva la vittima. Dal Gazzettino leggiamo invece quanto accaduto a Ponte nelle Alpi, dunque un'altra vittima, Matteo Denes muore a 19 anni davanti agli amici, perde il controllo della moto, finisce nella corsia opposta e viene travolto da un'auto. Questo è quanto accaduto nel bellunese a Ponte nelle Alpi, mentre nella notte tra sabato e domenica a Caselle d'Altivole la tragedia: si schianta con la moto contro il muro di recinzione di un'abitazione, a perdere la vita Renato Perin, 60 anni, di Vedelago. La sorella in lacrime racconta: era una brava persona pronta ad aiutare gli altri. Esperto di motori e appassionato di moto, da giovane aveva anche corso in pista. Renato Perin, 60 anni, ha perso la vita in uno schianto violentissimo contro il muro di recinzione di una casa in via Edificio a Caselle di Altivole. Il casco e la moto nell'impatto sono volati via, l'uomo battuto contro questo angolo. Il casco era là, la moto era là e il signore aveva colpito la testa là in fondo sul pilone. Fra i primi ad intervenire alcuni giovani residenti ed un amico Centauro che lo precedeva ed è tornato subito indietro. C'era un amico che era più avanti, era andato con la moto più avanti, era di seguito, non l'ha più visto arrivare e niente, è tornato indietro e purtroppo se l'è trovato per terra. E c'era anche un altro amico che veniva, cioè il gestore della locanda qua a Lampion, dove avevano trascorso questa serata in compagnia, che aveva chiuso il locale. E niente, se l'è trovato anche lui qua per terra e purtroppo. Renato ed Alessandro avevano partecipato ad un evento a Busto di Montebelluna, poi avevano continuato la serata presso l'osteria Lampione. Il titolare è un amico d'infanzia, hanno mangiato qualcosa insieme e poi si sono salutati. Il saluto che mi ha dato: guarda Paolo, ho passato una bellissima serata con lui e Alessandro, che è suo compare, e ci siamo salutati. Lui sono partiti in moto tranquilli, io sono partito e poi ho girato e l'ho visto riverso a terra. E lì è stato un colpo al cuore. Forse un malore, forse una distrazione alla base del tragico incidente. Lui non andava mai forte, spiega. Era una persona molto attenta e molto prudente in strada. Lui andava in pista quando andava. Poi ha detto: guarda Paolo, io i miei anni li ho fatti, non faccio più nient'altro. Volevo condividere con noi il piacere di andare ogni tanto in giro. Persona responsabile che prima di tutto accudiva l'anziana mamma di 88 anni, sempre pronto ad aiutare tutti, e con la mamma Emma era una cosa grande. Sapevo di poter contare su di lui, dice disperata la sorella Michela. Viveva a Fanzolo di Vedelago con la moglie Paola ed i figli Valentina e Marco. Non si concedeva molte uscite, ci dicono. Autista della MOM, era in pensione da un paio d'anni. L'altra sera aveva deciso di trascorrere qualche ora con gli amici. All'uscita di questa rotonda, la tragedia. I residenti hanno voluto lasciare un mazzo di fiori. Continueremo a parlare degli altri incidenti stradali accaduti in questo fine settimana in Veneto, ma andiamo ora a Venezia. È attesa la sentenza definitiva a carico dell'omicida del tabaccaio di Jesolo. La difesa ha chiesto il rito abbreviato. Ci racconta tutto Anna Maria Parisi insieme a Sandro Ponchio. Buongiorno Anna Maria. Sì, buongiorno anche a te Francesca. È quella di oggi, a distanza di 2 anni dall'omicidio del tabaccaio di Jesolo, Roberto Basso, lo ricordiamo, ucciso da Leonard Shehu, il 36enne pizzaiolo che nel tentativo di un furto in casa lo ha ucciso con diverse colpi di cacciavite la sera del maggio 2024, tra il 5 e il 6 maggio. Oggi appunto, come dicevi bene tu, potrebbe esserci la sentenza definitiva, visto che Leonard Shehu è stato reo confesso e per lui la difesa con l'avvocato Mauro Serpico ha chiesto il rito abbreviato. Questo significa lo sconto di 1/3 della pena, con il giudice che quindi potrebbe dare 15 anni di pena detentiva. Oggi
alle 12 è già iniziata l'udienza con Shehu che fornirà delle dichiarazioni spontanee chiedendo nuovamente scusa ai familiari del tabaccaio per l'immenso grande dolore che ha arrecato. E nel frattempo, in attesa appunto che ci sia la sentenza che appunto sarà molto probabilmente quella definitiva, oggi Francesca, come vedi alle nostre spalle stanno sventolando delle bandiere perché è in corso anche lo sciopero di una categoria dei lavoratori del tribunale, ovvero i precari. Se permetti ci avviciniamo, anzi vediamo se c'è qualcuno che può venire, lo contatto. Scusi, prego, può venire come rappresentante, la ringrazio, così ci avviciniamo a Sandro Ponchio per le immagini. Salve, Enrico Maria Giambuzzi. Giambuzzi, se non erro. Dunque, lei è il rappresentante di quanti lavoratori precari del Tribunale? Ci racconti perché di questa protesta? All'incirca siamo quasi un centinaio al Tribunale di Venezia in servizio e ad oggi, dopo aver espletato la prova finale per l'ufficio per il processo, non sappiamo ancora dove e quando prenderemo servizio a tempo indeterminato e quanti di noi potranno rimanere attualmente in servizio nella sede dove attualmente lavoriamo. In particolare, dai calcoli fatti, sembra che 1.500 persone a fronte di 8.200 UPP, cioè funzionari per il processo, non riusciranno a rientrare all'interno della stabilizzazione, quindi ancora c'è da chiarire questo aspetto, se saranno prorogati, sperando che vengano prorogati, che nessuno così rimanga a casa. Ecco, quali gli uffici nei quali siete occupati? Immagino le cancellerie, ma non soltanto. Attualmente noi siamo occupati all'interno delle cancellerie del Tribunale di Venezia, tra le cancellerie civili e penali. Io attualmente sono in servizio alla sezione GIP e GUP del Tribunale. Altri miei colleghi qui presenti invece sono anche in servizio presso la cancelleria fallimentare. Siamo andati a riempire quei vuoti di organico che erano presenti qui 4 anni fa, quindi siamo anche diventati parte integrante del personale precedente e lavoriamo ormai quasi in simbiosi. Ecco, spieghiamo brevemente ai nostri telespettatori che cosa significa all'atto pratico per la macchina della giustizia il fatto che voi non abbiate i contratti che chiedete. Se il 1° luglio non avremo i contratti che chiediamo, significa che metà della forza lavoro del Tribunale sparirà tutta ad un colpo e quindi i servizi verranno ridotti al minimo e saranno molto in affanno. E quindi pratico. Anche processi più lenti? Processi più lenti e probabili anche tanti rinvii. Quindi la giustizia, che era riuscita finalmente a velocizzarsi grazie al PNRR, rischia di rallentare di molto e quindi fare passi indietro anziché in avanti. Voi siete stati ricevuti da qualcuno poco fa che eravate dentro in procura? No, attualmente no, abbiamo fatto assemblea sindacale con i colleghi del Tribunale, quindi no, non ancora. Ecco, allora in attesa che si smuova qualcosa la ringrazio e per quanto riguarda invece la questione dell'udienza per le quali si prevede si andrà a sentenza definitiva per l'omicidio del tabaccaio di Jesolo, Francesca, potremmo avere già la risposta entro le 14. Nel caso, se dovesse essere prima, ti richiederò la linea. Assolutamente sì, Anna Maria, grazie davvero. Attendiamo dunque entro la tarda mattinata la sentenza del processo per la morte del tabaccaio di Jesolo. Noi continuiamo con la cronaca, ancora un codice rosso, questa volta il braccialetto elettronico è scattato a Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, dove un 54enne si è avvicinato troppo alla sua ex compagna. Sono intervenuti i carabinieri. È stato il braccialetto elettronico a tradirlo. Un 56enne di Selvazzano Dentro, in provincia di Padova, è finito in carcere dopo aver violato il divieto di avvicinamento all'ex compagna. Si era piazzato con il suo autocarro a 40 metri dal posto di lavoro della donna in via Euganea, sapendo perfettamente dove lei lavorasse. L'allarme è scattato in automatico il 1° giugno, quando il dispositivo elettronico ha rilevato la violazione della distanza minima di 500 metri imposta dal giudice. Una pattuglia dei carabinieri è arrivata sul posto e ha trovato l'uomo a bordo del camion. Interrogato sul motivo della sua presenza, ha ammesso tutto spontaneamente.
La misura cautelare risaliva ad aprile dopo la denuncia della donna. L'uomo non accettava la fine della loro relazione e aveva cominciato a simulare gesti di autolesionismo e a lasciarle lettere d'amore sul parabrezza della sua auto. Il giudice ha convalidato l'arresto. L'uomo si trova ora recluso nella casa circondariale di Padova. Restiamo a Padova con l'operazione dei carabinieri che hanno arrestato dopo la segnalazione dei residenti. In casa aveva 15 dosi di cocaina. Sono stati i residenti ad aver lanciato l'allarme "troppo via vai" da quell'appartamento di via Dupré nel quartiere Arcella. I carabinieri hanno fatto arresto e mercoledì pomeriggio hanno arrestato un uomo della zona con 15 dosi di cocaina e alcuni grammi di hashish. Il blitz è scattato dopo un appostamento. Quando i militari hanno fatto irruzione nell'abitazione, l'uomo, già noto alle forze dell'ordine, ha subito ammesso di avere della droga in camera da letto, consegnando spontaneamente l'hashish. Durante la perquisizione l'uomo si è tradito, ha afferrato dalla scrivania 2 custodie di occhiali nel tentativo di metterle al sicuro. I carabinieri lo hanno subito bloccato. Dentro c'erano 15 dosi di cocaina e 200 euro in contanti. Nell'appartamento sono stati sequestrati anche un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e appunti che ricostruiscono la contabilità dello spaccio. Il giudice, nell'udienza di venerdì mattina, ha convalidato l'arresto e disposto l'obbligo di dimora a Padova con divieto di uscire di casa dalle 22 alle 6. Andiamo fuori a regione, in Friuli Venezia Giulia, con la notte di violenza tra Muggia e Trieste, con un accoltellamento e una rissa che hanno richiesto l'intervento delle forze dell'ordine. Indagini in corso per chiarire dinamiche e responsabilità dei 2 episodi. 3 coltellate al termine di una lite scoppiata per motivi sentimentali è quanto accaduto nella tarda serata di sabato a Muggia, davanti alla stazione delle Corriere, dove un giovane di 24 anni è rimasto ferito al torace, a un braccio e a una mano dopo essere stato aggredito da un 19enne. I 2, entrambi triestini e residenti a Muggia, si sarebbero incontrati casualmente sull'autobus mentre tornavano da Trieste. Una volta scesi dal mezzo, tra loro sarebbe scoppiata una discussione degenerata rapidamente. Dalle parole si sarebbe passati ai pugni, calci e persino il lancio di bottiglie. Il 19enne poi avrebbe estratto un coltello, colpendo il rivale con 3 fendenti prima di allontanarsi. Alla scena ha assistito anche il padre del 24enne, arrivato alla fermata per recuperare il figlio. L'uomo avrebbe tentato di fermare la lite senza riuscire a evitare l'aggressione. Il giovane ferito è stato soccorso e trasportato all'ospedale di Cattinara. Nonostante la perdita di sangue, le sue condizioni non sono gravi, con una prognosi medica di 20 giorni. I carabinieri di Muggia stanno ricostruendo nel dettaglio l'accaduto. Le immagini delle telecamere presenti nella zona avrebbero già permesso di identificare il presunto aggressore. Sul caso è attesa l'apertura di un fascicolo per lesioni. La notte tra sabato e domenica è stata segnata da tensioni anche a Trieste. Poco prima dell'1, una decina di giovani hanno scatenato una rissa in via del Lazzaretto Vecchio. Il gruppo poi si sarebbe affrontato in strada tra spintoni, pugni e calci, richiamando l'attenzione dei residenti e delle pattuglie impegnate nei controlli straordinari del fine settimana. Parliamo di disagio giovanile con le dichiarazioni dello psicoterapeuta Mirko Casteller, che parla dei social come delle moderne droghe, commentando gli attacchi via Instagram al sindaco di Treviso Mario Conte da parte del sedicente rapper Ciacaloco. I social sono una nuova ma moderna tossicodipendenza, cioè i social non sono diversi dall'eroina, dalla cocaina, dalla marijuana, dobbiamo dirlo, sono sullo stesso piano perché agiscono a livello encefalico nello stesso sistema. È chiaro e non usa mezzi termini lo psicoterapeuta Mirko Casteller, analizzando la questione del disagio giovanile e l'utilizzo costante e distorto dei social. Il caso Ciacaloco, che attraverso Instagram continua ad insultare pesantemente il sindaco Conte, pone nuovi interrogativi. Per il momento il sedicente rapper rimane impunito. Casteller mette sullo stesso piano le droghe. Non è molto diverso da quando avevamo quelle forme chimiche di dipendenza. C'era un problema di standardizzazione, alcune sostanze potevano essere utilizzate e perseguite penalmente e altre non erano perseguibili perché la legge non le aveva ancora schedate. Il tema è semplicemente dire che il social è tossico e crea una tossicodipendenza che crea degli effetti devastanti. In ogni caso non è ancora chiaro se l'autore dei video sia in Italia
Italia o si sia allontanato. Certo è che ogni giorno pubblica nei social frasi offensive nei confronti di Mario Conte, che per il momento ha risposto con una segnalazione in questura, ma non è escluso che possa arrivare presto una vera e propria denuncia. Sui video girati in cella dai detenuti, fra i quali Ade Ozuna e i giovani accusati della morte di Francesco Favaretto, Casteller non ha dubbi. Io penso che ora le istituzioni ci debbano difendere, noi paghiamo tasse profumatamente ogni giorno, tutti noi, ora dobbiamo essere difesi, altrimenti ahimè il rischio è che ci sia un avallo sul valore vero delle istituzioni, e su questo io non vorrei vivere, né io né i miei figli, il periodo in cui inizieremo a dare un giudizio sulle istituzioni. Il fenomeno della devianza giovanile sta crescendo e continua a preoccupare sempre più. I dati sulle frustrazioni, sulle depressioni, ma soprattutto sull'aumento dell'ansia e dell'aggressività che noi abbiamo in mano a livello regionale, quindi il dato è regionale, e che si concentrano soprattutto in una fascia età sotto i 22-23 anni. Quindi la crescita esponenziale post-Covid avviene in quelle generazioni. C'è un aumento dell'ansia compensativa a una forma di aggressività spesso repressa. Verso chi e verso cosa? Io penso che a generarla siano veramente gli strumenti dei social, sia quando sono connessi sia quando non sono connessi. Perché anche quando, termina Castelleri, i giovani non sono sui social, esiste una connessione indiretta collaterale che tiene attivo il loro sistema cognitivo. E allora torniamo a parlare di incidenti stradali. A Barcis una moto ha tamponato un'auto e poi ha preso fuoco in galleria, a perdere la vita un 35enne, ci racconta tutto Federico De Ros. Buongiorno e ben ritrovati, ci troviamo all'interno della galleria Fara che collega Barcis a Montereale Valcellina. Ieri pomeriggio intorno alle 18:30 un gravissimo incidente mortale documentato sul posto grazie alle immagini del nostro collega Michele Zanetti. Un impatto violentissimo tra moto e auto, ad avere la peggio proprio il motociclista 35enne del Trevigiano Giacomo Lazzarin, che dopo l'impatto, più precisamente è stato un tamponamento, il corpo è stato proiettato a circa 75 metri di distanza da dove è avvenuto l'impatto. Un impatto violentissimo che a seguito ha provocato anche un incendio di vanprapto proprio dalla moto, una moto di grossa cilindrata che, come detto, si è schiantata, ha tamponato più precisamente una Fiat Panda con a bordo 3 donne. La Fiat invece dopo l'impatto ha proseguito la corsa per 120 metri, fermandosi addirittura sul lato opposto della galleria. Come potete vedere anche dalle immagini live, nonostante l'incidente di ieri, le macchine qui dentro, dobbiamo dirlo, lo stiamo facendo vedere, continuano a correre veramente con una velocità davvero sostenuta. Ci sono anche delle immagini di telecamere di videosorveglianza di FVG Strade che avrebbero immortalato proprio l'incidente, e dei dettagli purtroppo su questo drammatico racconto e documentazione che vi stiamo facendo, un'ennesima vita spezzata sull'asfalto. Dalle prime informazioni l'utilitaria viaggiava con i fari spenti e la moto viaggiava proprio a velocità sostenuta. Un impatto violentissimo. Fortunatamente poco dopo passava di lì una persona che nella vita è tecnico di elisoccorso fuori servizio, che prontamente ha aiutato le 3 donne all'interno dell'abitacolo. Più precisamente alla guida c'era una 20enne e come passeggeri invece una 35enne di Montereale Valcellina, come la stessa 20enne, e una 51enne di Aviano, che hanno riportato diversi traumi. Lo abbiamo detto, un incendio che ha praticamente invaso dal fumo tutta la galleria, lunga per 4 metri. L'incidente si è verificato al chilometro 1500. Grazie alla prontezza e anche alla non indifferenza da parte dello stesso uomo, si è precipitato a salvare le donne, le ha portate fuori dalla galleria e ovviamente poi all'esterno sono stati raggiunti dagli operatori sanitari
sanitari del 118 che li hanno trasportati in ambulanza per una lieve intossicazione. Sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco da svariati distaccamenti, perché è stato anche un intervento complesso. Pensate che il fumo aveva completamente invaso la galleria Fara e allora arrivo i vigili del fuoco non vedevano a 5 metri di distanza, quindi si sono dovuti avvicinare al luogo dell'impatto. Poi fondamentali anche le ventole presenti all'interno della galleria che dopo ore e ore sono riusciti a smaltire il fumo. Questo è stato possibile dopo lo spegnimento e il raggiungimento del luogo dell'incidente da parte proprio degli stessi vigili del fuoco, però purtroppo per il 35enne trevigiano, quando sono arrivati sul posto, non è stato fatto altro che constatare il decesso. Un'ennesima tragedia sulla strada, un'ennesima vita spezzata troppo presto, e questo devastante incendio partito prima, guardate proprio come sfrecciano all'interno della galleria nonostante l'incidente di ieri che vi stiamo documentando. Quindi un tamponamento, l'incendio e purtroppo una vittima lungo la galleria Fara. Per il momento da Montereale è tutto, a te in studio. E grazie a Federico De Rossa. Adesso subito a Montebelluna per parlare ancora di furti, questa volta nel mirino degli esercizi commerciali, bar e una gastronomia, tra l'altro aperta da 2 ragazzi da pochissime settimane. Buongiorno a Cristian Arboit insieme al sindaco. Buongiorno a te Francesca, anche da parte di Edoardo Paris che sta curando la parte tecnica. Ci troviamo sotto il porticato del municipio di Montebelluna con il sindaco per commentare i recenti furti ai danni di alcune attività del centro. Sono diverse quelle finite nel mirino dei ladri nell'ultimo mese, l'ultima in ordine di tempo, come dicevi tu, la Gastromania, così si chiama questo locale che si trova poco distante da qui in via Roma, aperto da sole 3 settimane. Tra l'altro c'era anche lei all'inaugurazione, lei sindaco conosce anche i titolari. I ladri si sono introdotti in nottetempo tra sabato e domenica e hanno fatto razzia anche di liquori, di olio utilizzato proprio per le pietanze. Hanno asportato la cassa. Lei ha sentito questi giovani proprietari? Ma io ho avuto modo anche di incontrare ieri mattina i titolari, ai quali ovviamente ho espresso la mia solidarietà, però mi rendo anche conto che le solidarietà non bastano. Credo siamo, purtroppo, sottolineo il purtroppo, in buona compagnia. Significa che c'è un problema generalizzato. Il problema è che non c'è questo, c'è questo senso purtroppo di impunità che dovrebbe essere azzerato attraverso una certezza della pena che faccia in modo che chi è un delinquente venga punito e chi è delinquente sappia che se compie un reato verrà punito. Ecco, credo che il senso sia tutto qua. Senta, le modalità di questi furti sono molto simili, entrano da delle finestrelle in alto, quindi parliamo di ladri particolarmente agili, snelli, specializzati forse anche in questo genere di furti. Voi avete dei sospetti? Noi non abbiamo ancora alcun tipo di sospetto, ovviamente poi le indagini competono ai carabinieri. Noi possiamo fare sempre quello che abbiamo fatto e che stiamo sempre facendo, aumentare la capillarità dei controlli da parte anche della polizia locale, che anche quest'anno sarà presente fino a tarda notte in giro con le pattuglie insieme ai carabinieri, aumentare i controlli. Abbiamo i taser che sono operativi dal 1° giugno. Vero è che ovviamente le autorità non possono essere dappertutto. Non ultimo, la nostra sempre intenzione è quella di aumentare l'organico della polizia locale, che ricordo, essendo un ente pubblico, non è che il sindaco decide di assumere 15 agenti di polizia locale, allora li assume. Non funziona così, ci sono delle regole, quindi bisogna purtroppo avere pazienza che noi abbiamo, ma nel frattempo anche avere un segnale di qualche punizione esemplare, male non farebbe. Grazie sindaco Adalberto Bordin. Questa è la situazione, questo è il clima a Montebelluna, dove chiaramente le forze dell'ordine continuano a indagare su questa raffica di furti in centro. A te la linea con
con Edoardo Paris. Grazie Cristian, grazie ad Edoardo e grazie al sindaco Bordin. A Vicenza ora con un obiettivo che è quello di rinforzare la sicurezza nella zona ovest della città, un weekend di controlli serrati delle forze dell'ordine da Corso San Felice, Viale Verona fino alla zona Fiera. Il prefetto ha disposto il controllo straordinario interforze per ribadire la presenza dello Stato in una zona calda della città che ultimamente ha registrato un'escalation di episodi di violenza e criminalità. Ve ne abbiamo raccontati anche noi nei nostri telegiornali e in queste dirette di pranzo. Allora andiamo sul posto con Daniele Garbina e Simone Squarcina e la loro ospite. Buongiorno Daniele. Sì, buongiorno Francesca, buongiorno ai telespettatori. Confermo, siamo ancora in compagnia con Anna Antonini di Fratelli d'Italia Coordinamento e commerciante proprio di un'attività qui in Corso San Felice, proprio per parlare ancora di sicurezza. Ricordate che ci eravamo lasciati, chi aveva visto la diretta di sabato, sempre con Anna, quindi avevamo lanciato per un problema, in quel caso di ordine pubblico, legato a una banda, insomma una cinquantina di adolescenti che avevano pestato un ragazzo per futili motivi. Comunque c'era un problema di italiani di seconda generazione. Ovvio che questo episodio all'interno comunque di un quartiere che insomma, ha avuto una serie di escalation per quanto riguarda fatti di violenza e criminalità. Anche lei aveva lasciato l'ultima volta insomma, un messaggio chiaro, era necessario. Che cosa? Soprattutto era un messaggio rivolto a chi in qualche modo gestisce o comunque all'autorità delle forze dell'ordine. Assolutamente sì, in effetti vorremmo ringraziare comunque la tempestività della Questura di Vicenza nei controlli già che abbiamo avuto soprattutto qui in quartiere sabato sera. È un messaggio importante soprattutto per i cittadini ma anche per noi commercianti. Ecco, proprio su questa attività noi abbiamo realizzato un servizio che fa il riepilogo insomma, di tutto quello che sono state le iniziative prese appunto non solo con Polizia Carabinieri e Guardia di Finanza ma anche con altre autorità, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro. Vi lasciamo col servizio e ci vediamo subito dopo. Sicurezza, obiettivo la zona ovest di Vicenza, fine settimana di controlli serali e notturni da parte delle forze dell'ordine, Vigili del Fuoco, Polizia Locale, Ispettorato del Lavoro coordinati dalla Questura. Controlli straordinari a 360 gradi con posti di blocco su Viale San Lazzaro e ispezioni nei locali aperti durante il weekend. Un segnale chiaro impartito dal prefetto alla luce anche dei numerosi episodi di violenza e criminalità che sono accaduti nelle ultime settimane e che hanno accentuato la percezione di insicurezza in questa zona calda della città. Controllati 5 esercizi pubblici, 39 le persone, di cui 28 stranieri e 11 pregiudicati. Gli agenti sono tornati nel bar e nel ristorante in cui la scorsa settimana aveva fatto irruzione un uomo armato di fucile, nella cui abitazione a Schio era poi stato rinvenuto un arsenale. Nei locali i poliziotti hanno verificato la presenza di numerose persone con precedenti penali e di polizia. Presenti anche gli ispettori dei Vigili del Fuoco che hanno riscontrato irregolarità sulle luci e sulle uscite di emergenza. Sospese l'attività del vicino ristorante per l'accertamento della presenza di 2 lavoratrici in nero, applicata inoltre una sanzione di 2.500 euro. Nel frattempo, la polizia locale ha controllato l'attività di locali in zona Fiera, in particolare una discoteca lap dance e un bar in cui sono state riscontrate irregolarità sulle autorizzazioni per uno spettacolo di musica e ballo all'aperto. A Ponte Alto, invece, l'attività di contrasto alla guida in stato di ebbrezza da parte della polizia stradale, che ha identificato 8 persone e controllato 3 veicoli. Ecco, e questo è in sintesi, in estrema sintesi, quello che è successo. Abbiamo capito che le attività erano legate alla sicurezza, ma anche in generale a tutta una serie di attività preventive, ecco, non solo legate alla sicurezza. Qui invece l'emergenza sicurezza, soprattutto riguardo allo spaccio di droga, è sempre all'ordine del giorno, non solo la sera, è così? Non solo la sera, ovviamente anche durante il giorno, quindi la presenza delle forze dell'ordine, non solo di sera, mi ripeto, ma anche durante il giorno, è fondamentale. Ecco, diceva anche poco fa, è successo alle sue spalle. Anche poco fa è successo comunque un episodio poco carino nella caffetteria alle mie spalle, dove comunque un individuo ha cercato di importunare dei clienti seduti. Ecco, questi sono episodi che comunque qui succedono all'ordine del giorno e per questo richiediamo di presenziare in questa zona, in questo territorio.
Ecco, quindi la continuità di queste azioni è importante, su questo poi l'iniziativa è anche a vari livelli, anche a livello locale con i consigli di quartiere, ma magari può essere un coordinamento più generale della città. Certo, assolutamente, ed è soprattutto anche fondamentale le continue segnalazioni da parte dei cittadini, da parte dei commercianti. Segnalare è fondamentale, denunciare è una cosa fondamentale anche per andare in aiuto alle forze dell'ordine. Ecco, ringraziamo allora Anna Antonini. Buongiorno. Grazie. Ecco, da Vicenza è tutto, a voi la linea. Grazie Daniele e grazie anche alla tua ospite. E adesso ad Abano Terme per una tragedia, l'ennesima tragedia della strada di cui vi stiamo raccontando in questa nostra diretta. Un anziano è deceduto dopo essere stato investito da un'auto, ci racconta tutto in diretta Valentina Visentina insieme a Cristian Roque Allende. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno da Abano Terme, il dramma sabato mattina proprio dove ci troviamo noi in questo momento. Carlo Alibardi, 83enne, molto conosciuto qui ad Abano Terme, stava attraversando la strada in prossimità di quel parcheggio quando un'auto che stava svoltando l'ha travolto. Purtroppo l'anziano è stato sbalzato a terra con violenza e le sue condizioni sono parse fin da subito molto gravi. Trasportato d'urgenza in ospedale a Padova, purtroppo è deceduto nella notte, lasciando i 3 figli nel dolore ma anche un'intera comunità. Alibardi infatti gestiva da sempre e rilevando un'attività di famiglia, un bar tabaccheria che si trova proprio a pochi passi da dove ci troviamo adesso, un posto molto noto e frequentato dalle persone della zona termale. Ieri sabato mattina stava tornando dalla sua passeggiata dopo essere stato in farmacia quando appunto c'è stato l'incidente. La passione per la camminata era una passione che lo contraddistingueva in questo ultimo periodo. I figli nel dolore, oggi l'attività è rimasta chiusa in attesa di conoscere la data dei funerali. Non c'è stato ancora il nulla osta dall'autorità giudiziaria per la restituzione della salma alla famiglia, quindi ancora non c'è una data dei funerali. Il dramma, la morte di Carlo Alibardi, ha sconvolto l'intera comunità di Abano Terme, dove appunto l'83enne era davvero molto conosciuto. Da Abano è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentina, grazie a Cristian Roque Allende per l'apporto tecnico. Noi ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la politica da Conte a Coin. Stefani, le reazioni nella Lega all'adesione del trevigiano Gianangelo Boffo al partito di Vannacci. L'affondo del sindaco di Treviso: non tiri in ballo Gentilini, dice lui non era un traditore. Credo che Giancarlo Gentilini, a parte il fatto che non essendo presente non andrebbe citato, però il ricordo che ha lasciato è quello di essere un esempio e un leghista doc, e che tra i suoi insegnamenti c'era anche quello di non tradire, e quindi io porto con me quegli insegnamenti, perché non basta ispirarsi, bisogna anche mettere in campo quelli che sono i suoi insegnamenti. Boff vada pure con Vannacci, ma non si sogni di tirare in ballo lo sceriffo Gentilini. È duro Mario Conte quando commenta il passaggio a futuro nazionale del deputato leghista che nella Marca è stato anche commissario provinciale del partito. 4 i parlamentari approdati nelle ultime ore alla Corte del Generale, 2 del Carroccio, 2 di Forza Italia. Io sono tra quelli che cresce con l'idea che le cose, se devono migliorare, vanno cambiate, bisogna combattere dall'interno. Scappare e accasarsi da qualcun altro forse è la scelta più facile, però secondo me meno onorevole. Siamo a un fine legislatura, ci sono tanti movimenti in tutti i partiti e quindi l'esplosione della posizione del generale, che non bisogna sottovalutare, perché sta grattando la pancia agli italiani su un problema su cui dobbiamo interrogarci ancora un po' di più. Le persone non si sentono sufficientemente sicure, e questo vuol dire che, come tutto arco costituzionale,
istituzionale dobbiamo fare una riflessione profonda su come riportare la certezza e la sicurezza anche all'interno del cuore dei nostri concittadini. C'è dunque un tema concreto da affrontare e non scansare, ammonisce Bonesso. D'altro canto l'ormai ex leghista Alberto Villanova attacca sui social tanto il capitano Matteo Salvini quanto l'ex segretario regionale e ora presidente del Veneto Alberto Stefani. Di quest'ultimo scrive: dietro le quinte lui e il suo cerchietto continuano a manovrare le macerie del partito con il solo obiettivo di garantire la sopravvivenza dei pochissimi della cerchia. Stefani dal canto suo non si scompone e ripete: io sono concentrato a risolvere i problemi dei veneti. Il mio unico tema è affrontare le sfide di cui i veneti hanno bisogno, e questo è il compito di un presidente della giunta regionale, questo è il compito che i veneti mi hanno assegnato, e dedicherò ogni minuto del mio tempo per questa finalità. Tutt'altro ruolo spetta al segretario della Lega Trevigiana Dimitri Coin, che non si ferma al caso individuale di Boff ma allarga lo sguardo. L'emorragia che farebbe male sarebbe quella dei militanti. Ad oggi noi siamo alla fine della campagna di rinnovo della militanza e i numeri sono confermati più o meno quelli dell'anno scorso, quindi questo impatto in provincia di Treviso ad oggi non c'è. È pur vero che nello stesso capoluogo Treviso la Lega avverte dei mal di pancia. A Vannacci guardano con interesse consiglieri comunali come Claudia Tronchini e Riccardo Scottà. Le elezioni politiche d'altro canto sono imminenti, autunno o più probabilmente primavera 2027, e il Carroccio è in difficoltà. Vedo i numeri delle proiezioni dei sondaggi che danno la Lega in calo sensibile rispetto al voto del 2022, quindi noi dobbiamo avere il coraggio, l'umiltà di sederci attorno a un tavolo, di guardarci in faccia e di cercare di capire quello che non ha funzionato e di metterlo in atto, ma non per il posto nostro, perché noi comunque rappresentiamo i cittadini nelle istituzioni. Per Coin, Luca Zaia, vice di Salvini al nord, sarebbe una buona idea. Dopodiché penso che bisogni discutere anche sull'azione politica, e sarà sicuramente, se dovesse essere, un primo passo significativo, poi però ce ne dovranno essere molti altri. E adesso saluto il mio primo ospite, lo ringrazio per essere tornato con noi. Buongiorno a Paolo Zanatta, presidente AVIS provinciale di Treviso. Ben ritrovato presidente, grazie per essere qui. Buon lunedì. Buongiorno a tutti voi. Allora Presidente, con lei, perché insomma è periodo di dichiarazione dei redditi e quindi i cittadini si trovano a scegliere a chi donare il 5 per 1000, tra le varie opzioni c'è anche la vostra, quella dell'AVIS, con un progetto, un obiettivo ben preciso a cui destinare quanto raccolto. Ce lo racconti? Sì, noi abbiamo fatto questa campagna proprio per poter agire sul mantenimento del nostro ufficio di chiamata, che è un punto fondamentale della nostra attività per cercare di fidelizzare e soprattutto anche cercare di convincere chi ha fatto l'idoneità a cominciare la sua attività di volontario del sangue, quindi cominciare le sue prime donazioni. Il nostro ufficio di chiamata è molto importante, è strutturato, abbiamo 2 nostre dipendenti che nell'arco della giornata fanno circa 150-200 telefonate a cada una per fare cosa? Per chiamare i donatori e mandarli a donare, per chiamare i donatori e soprattutto dare le indicazioni corrette per una buona donazione. Visto che adesso l'autosufficienza per quanto riguarda le emazie, quindi i globuli rossi, ce l'abbiamo e dobbiamo solo mantenerla, mentre siamo scarsi, quindi non autosufficienti per quanto riguarda invece il plasma, che è quella componente del sangue molto importante da cui si ricavano dei farmaci salvavita. Sono farmaci salvavita perché per certe malattie, soprattutto malattie rare e malattie di tipo genetico, sono proprio i farmaci che permettono all'ammalato di poter avere una vita regolare e normale come tutti gli altri. Ecco, sarebbe stata la mia domanda successiva, Presidente. Tra l'altro noi ci avviciniamo al periodo dell'estate, che sappiamo essere un periodo delicato per quanto riguarda le donazioni. Che quadro generale può farci? Abbiamo capito appunto che non c'è questa autosufficienza per quanto riguarda il plasma.
che carenza, che numeri ci può dare? Perché a noi piacciono sempre i numeri, seppur freddi, ma rendono meglio l'idea. Allora, il Centro Nazionale Sangue ha dato delle indicazioni. Per essere autosufficienti a livello nazionale bisognerebbe raccogliere 18 kg di plasma ogni 1000 abitanti. A livello nazionale siamo sul 16,4 kg per 1000 abitanti. Poi ci sono delle regioni che sono molto più dentro questo problema, che riescono a superare questi 18 kg, c'è ad esempio l'Emilia Romagna che arriva a 22 kg per 1000 abitanti. Però ci sono altre regioni, tipo la Campania, che arrivano a 10 kg, forse anche meno di plasma per 1000 abitanti. Quindi noi in Regione Veneto siamo sul 16,5%. Siamo sotto, però non ci lamentiamo e anzi siamo abbastanza convinti che riusciremo a raggiungere questo traguardo dei 18 kg. In effetti qui in provincia di Treviso da gennaio a maggio, dati proprio recentissimi, abbiamo aumentato rispetto allo stesso periodo dello scorso anno di un 7,5% la raccolta di plasma. Questo ci rende un po' contenti, permettetemi di utilizzare questo termine, però siamo ancora lontani. Il nostro compito è quello di cercare di incentivare la donazione di plasma, cercando di convincere i donatori a dedicarsi proprio a questa donazione. È una donazione che rispetto alla donazione di sangue normale è un po' più lunga. Una sacca di sangue, se uno ha una buona vena, in 10 minuti si riempie. Una sacca di plasma ci vogliono dei 45 ai 50 minuti e soprattutto attraverso una macchina che fa la separazione del plasma dal sangue, dai globuli rossi e dalle altre componenti che vengono reinfusi al donatore. Quindi è una donazione consigliatissima e soprattutto anche per le donne, visto che le donne in età fertile non è previsto di fare più di 2 donazioni all'anno, mentre le donazioni di plasma si possono fare tranquillamente ogni 30 giorni e non c'è nessun problema anche per le donne, anche se sono nel periodo del ciclo mestruale. Come numero di donatori, quindi possiamo dire che c'è una maggiore sensibilità al tema, Presidente? Lo stiamo diffondendo più che possiamo questa possibilità, questa incentivare la donazione del plasma. Il problema è che mentre il sangue lo raccogliamo anche non solo nei centri trasfusionali ma anche nelle unità di raccolta che abbiamo nella provincia, il plasma lo possiamo fare solo all'interno dei centri trasfusionali perché le macchine che vengono utilizzate sono abbastanza sensibili e non permettono il trasporto da una sede all'altra quando facciamo la raccolta la domenica mattina nelle nostre articolazioni. Diciamo che in tutto questo... Prego. Come donatori la provincia di Treviso ha 31.500 donatori attivi. Di questi una buona parte vanno a donare o il sangue o il plasma nei centri trasfusionali, mentre che donano il sangue solo la domenica, quindi nelle nostre articolazioni, sono circa un terzo, quindi sui 18.000 donatori. Con il nostro ufficio di chiamata noi non lavoriamo su questi 18.000, ma lavoriamo su quelli che vanno normalmente a donare nei centri trasfusionali. Il direttore della medicina trasfusionale di Treviso per questa cosa qua ha fatto un paio d'ore di formazione ai nostri impiegati, ai nostri dipendenti, per dare le giuste indicazioni al fine di riuscire a convincere il donatore a passare dalla donazione di sangue intero alla donazione di plasma.
È proprio in tutto questo quadro che lei ci sta descrivendo che l'ufficio di chiamata diventa fondamentale, un po' una cabina di regia, diciamo, per mantenere la situazione sempre in equilibrio, perché si cerchi il meno possibile di andare in sofferenza. Certo. E in effetti il nostro ufficio di chiamata si basa su delle tabelline che ci vengono fornite dal Dipartimento di Medicina Trasfusionale, dove ci dà delle indicazioni sul sangue che serve, la tipologia di sangue, si parla sempre di gruppi sanguigni, che serve per le esigenze di quella settimana in cui noi chiamiamo rispetto ad altre. Quindi cercare anche i donatori, magari quelli che sono più dei canoni di 3 mesi, deve passare da una donazione all'altra, per fare in modo di fidelizzarli e quindi di continuare quel bellissimo atto che ognuno di noi fa, cioè di donare il sangue o il plasma in maniera volontaria, soprattutto non retribuita e soprattutto controllata, in maniera che il dono sia di qualità superiore e quindi maggior sicurezza per gli ammalati che dovranno ricevere il frutto di questa donazione che ognuno di noi fa in maniera volontaria. Ecco, il vostro obiettivo è quello di implementare questo ufficio. Io ho alcuni dati, attualmente sono 53 le Avis comunali che hanno affidato il servizio di chiamata ad Avis provinciale di Treviso, alle quali si aggiungono altre 4 realtà per la gestione delle donazioni di piastrine. Complessivamente il servizio segue circa oltre 18.500 donatori, pari a 3 su 5 dei 31.500 soci, un po' i numeri che ci stava elencando prima, Presidente. Sì, esatto. E quindi immagino che l'obiettivo sia quello di implementare, di far crescere ulteriormente questo fondamentale servizio. Sicuramente è il nostro obiettivo e il nostro compito, perché io ho avuto modo di dirlo tantissime volte, il compito di Avis non è quello di raccogliere il sangue che aspetta il servizio sanitario, ma di accompagnare il donatore davanti a chi poi farà la selezione per dire oggi tu puoi donare, magari ritorna, non puoi donare oggi, magari ritorna fra una decina di giorni o fra un mese, perché hai qualcosa che non ti permette di fare una donazione corretta, ma soprattutto per salvaguardare anche la salute del donatore, perché noi pensiamo sia all'ammalato che ha bisogno di sangue, ma pensiamo anche al donatore che deve essere in buona salute perché il suo dono sia di qualità superiore per l'ammalato che dovrà ricevere questo dono. Assolutamente sì, e quindi anche i cittadini potranno in fase di dichiarazione dei redditi, eccola qui la locandina, grazie alla regia, fare la propria parte e contribuire a questo fondamentale servizio donando il 5 per 1000. Grazie davvero al Presidente Avis provinciale di Treviso Paolo Zanatta, buon lavoro a lei, buon lavoro a tutti i donatori Avis. Grazie e a tutti voi. Grazie davvero Presidente, buona giornata e buon lavoro. Noi voltiamo pagina, Assemblea Generale ieri di Confartigianato all'Appiani, siamo a Treviso, ha lanciato il patto territoriale, questione energetica al centro per la Presidente degli industriali, il nucleare di seconda generazione è una strada obbligata. Noi qui si fissa il punto zero sostanzialmente, lanciamo questa idea di un nuovo patto tra le rappresentanze del lavoro intero. Piccole e medie imprese artigiane, industriali, sindacati, politici e amministratori. Confartigianato Imprese, marca trevigiana, convoca l'Assemblea Generale all'Appiani e chiama a raccolta il territorio per stringere un nuovo patto. Treviso, invoca il presidente Armando Sartori, diventi un laboratorio politico, economico e sociale per affrontare le transizioni. Noi stiamo chiedendo alla politica le attenzioni che secondo me ci meritiamo, ma soprattutto le attenzioni di cui il territorio ha bisogno. I corpi intermedi, quindi quello che noi siamo, devono essere ascoltati perché qualche idea buona su quello che sa da fare noi ce l'abbiamo. Green economy, intelligenza artificiale, ma su tutto c'è la questione energetica. Vanno potenziate le rinnovabili
molte sono le concessioni ferme nei comuni e nelle regioni, quindi vanno sbloccate, però bisogna iniziare a pensare concretamente al nucleare di ultima generazione. Deve essere una decisione presa con la consapevolezza che questo Paese rischia veramente di essere di serie B se non vengono prese oggi delle decisioni importanti per il futuro. Noi crediamo che sia oggi assolutamente necessario implementare la ricerca sul nucleare. Oggi si sta parlando e sentiamo dei mini reattori di ultima generazione, le tempistiche che anche il Ministro dell'Ambiente ha annunciato qualche tempo fa pare possono essere addirittura di 4-5 anni per poter essere utilizzate nel nostro Paese, e oggi io dico, se sono sicure queste fonti, questi nuovi modi di fare energia, perché oggi non sfruttarle, perché non metterle in campo? Il nucleare pone il tema dei siti, prematuro parlarne secondo il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Frattin, ma di Marghera si continua a discutere. Su questo il Presidente del Veneto Alberto Stefani è chiaro. Io credo che queste scelte debbano essere condivise prima di tutto con i territori, no a scelte imposte, servono scelte condivise con i territori, anche con gli strumenti che il diritto mette a disposizione e soprattutto di concerto con i sindaci. In questo caso il nuovo sindaco si è già esposto e credo che su queste scelte ci sia la necessaria concertazione dei territori e soprattutto dei cittadini. E a margine dell'assemblea di Confartigianato alla Piani, la presidente di Confindustria Veneto Est, Paola Carrone, è intervenuta anche sulla crisi Electrolux, auspicando una soluzione. Comprendiamo la situazione dell'azienda, ha detto, che subisce la forte concorrenza della Cina. Noi abbiamo Electrolux tra le nostre aziende. Io quello che posso dire è che è un'azienda che è qui dagli anni '80 e quindi non è l'azienda che è venuta in Italia per spremere una situazione e andarsene. Oggettivamente sta vivendo un problema di concorrenza. Penso alla Cina che sta sfornando, è più 22% l'ingresso di prodotti cinesi e quindi è ovvio che si fa fatica a competere quando non riesci a essere competitivo nel prezzo, e lo stanno diventando anche nella qualità. Per cui questo è un problema, quindi capisco la situazione dell'azienda. È ovvio che a noi stanno a cuore anche i lavoratori, perché pensiamo che dietro a un lavoratore c'è una famiglia e quindi con tutte le problematiche. Io mi auguro, ecco, che si possa arrivare a trovare una soluzione. L'ULSS 2 Marca Trevigiana ha attivato sul proprio territorio le procedure operative e le misure di sorveglianza sanitaria obbligatorie relative alla malattia da virus Ebola. I provvedimenti adottati su scala nazionale, secondo il principio di massima precauzione, si sono resi necessari dopo la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale da parte dell'OMS. Si precisa che il rischio di introduzione e diffusione del virus sul territorio locale rimane estremamente basso. Tuttavia, al fine di garantire la massima tutela della salute pubblica e un monitoraggio tempestivo, sono state definite le modalità operative per l'autosegnalazione obbligatoria dei viaggiatori. L'obbligo di notifica scatta per chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale e risieda o sia domiciliato nei comuni della provincia di Treviso, anche in totale assenza di sintomi, qualora provenga direttamente o indirettamente dalla Repubblica Democratica del Congo o dall'Uganda, oppure abbia soggiornato o anche solamente transitato in uno dei due paesi nei 21 giorni precedenti l'arrivo in Italia. Adesso ci fermiamo ancora con una pausa pubblicitaria, ma ci vediamo tra pochissimo. Rieccoci in diretta per parlare della Triveneta degli Alpini, in programma dal 19 al 21 giugno a Gemona. Naturalmente le nostre telecamere, come sempre quando si parla di alpini, ci saranno. E allora in avvicinamento a questo appuntamento abbiamo ospite Bruno Torresan, vice capogruppo degli Alpini di Preganziol. Buongiorno, grazie per essere con noi. Perché gli Alpini di Preganziol sono pronti a partire per Gemona con i loro mezzi, chiaramente, ma anche a piedi domenica prossima. Sì, infatti domenica prossima partiremo da Preganziol
con una deposizione di una corona di alloro al nostro monumento principale di riferimento, quello che si trova in via Roma, e dopo via via faremo tutta una serie di tappe, quindi saremo verso mezzogiorno al Sacrario di Fagarè, e dopodiché saremo ospiti dei vari gruppi alpini che ovviamente già accordati troveremo strada facendo, quindi Piavon, Azzano X, Val Vasone, Spilimbergo, Muris di Ragogna, Venzone, per arrivare sabato 20 a Gemona città. Questo è il nostro. Queste sono le tappe che fate, sì. Circa 120 km modulabili però, giusto? Modulabili, sì, perché come le spiegavo cerchiamo di evitare i paesi, perché sennò la gente ci vede col cappello che passiamo e ci invitano dentro, ci fanno bere e dopo non si cammina più, quindi cerchiamo tutte strade perse in modo da non incontrare meno persone possibili. Cioè il nostro obiettivo è l'amicizia tra noi, amicizia con le persone, con gli alpini che incontreremo man mano che avanzeremo nei giorni della prossima settimana fino ad arrivare appunto a Germona. Questo è il nostro obiettivo. E quindi sì, è una buona camminata, insomma, una buona camminata. Ho guardato un po' proprio prima le previsioni e ho visto che avremo a che fare con un bel caldo, e visto che non siamo proprio giovanissimi, cioè sarà un piccolo problema, ma sa che gli alpini non hanno paura di e nulla. affronteremo anche questa situazione. Né del caldo né del freddo. Poi immagino che lungo il vostro percorso troverete sicuramente un'accoglienza, un'ospitalità che... Sì, certamente. No, il fatto è questo, noi abbiamo fatto già molte uscite, perché siamo andati a piedi, siamo andati a Trento, siamo andati a Tolmezzo, Udine, Vittorio Veneto, Vicenza e ora Gemona. Cioè il fatto che accomuna queste cose è che quando saremo ospiti dei gruppi alpini che andremo a conoscere domani, oltretutto quelli che ci ospiteranno per andare a Gemona, quando conosceremo queste persone ci daranno da mangiare, da bere, da dormire, e sarà una guerra per dare dei soldi, almeno per le spese vive, perché non vogliono neanche niente. Cioè questo è un fatto abbastanza unico tra gli alpini, sta cosa qua. Quindi per noi è una bella soddisfazione, nuove conoscenze, alpini di città e di sezioni diverse, quindi è una bella opportunità. Ma d'altronde credo che sia un modo per i cittadini per ringraziarvi di tutto quello che gli alpini fanno, e quindi ospitarvi, accogliervi e non volere nulla in cambio è semplicemente un volervi dire grazie per quello che voi fate. Sì, penso di sì, perché anche noi con il nostro gruppo siamo in movimento proprio di continuo. Infatti già a vedere sta settimana qua, venerdì avevamo fatto 6 a Maina Bandiera presso le scuole di Preganziol, perché è terminata la scuola. Sabato eravamo su, abbiamo messo un cipo nel grappa in Val Calcino e siamo andati su in Val Calcino a deporre una corona di alloro. Dopo domenica c'era il Corpus Domini, quindi abbiamo collaborato con la processione in parrocchia, quindi siamo sempre in movimento. Oltretutto il nostro coro, anche il nostro gruppo ha la fortuna di avere un coro. Il coro, infatti, uno degli obiettivi principali per noi è raggiungere Gemona, perché sabato 20 alle 20:30 avremo un concerto proprio in Duomo col coro alpini di Gemona e col coro alpini di Famiglia Alpina di Breda di Piave. Questo qua è molto importante per noi in modo particolare, perché quest'anno ricorre il 50° fondazione del nostro coro. E infatti proprio per questa occasione, guardi, ho portato qua un crest che stiamo distribuendo. Bellissimo. E lo lascio qua a voi. Grazie. Magari ogni tanto, quella volta è arrivato il vice di Preganziol e ha portato il nostro crest. Cioè facciamo appunto 1000 cose e contiamo tanto, e questo ci fa un enorme piacere, sulla riconoscenza delle persone, questo va detto. Immagino di sì. Grazie ad Alberto Pivetta e Marco Gagliazzo in regia per aver inquadrato questo dono, che conserveremo sicuramente molto molto volentieri. Torresan, facciamo un passo indietro alla dunata di Genova, immagino che voi foste presenti. Certamente. Com'è andata? Che dopo tutte quelle che erano state le polemiche della vigilia abbiamo capito che poi in realtà l'accoglienza è stata delle migliori. Sì, l'accoglienza c'è stata, è stata ottima. Anzi dirò, noi eravamo ospiti a Montoggio, che è un paesino di 2700 anime, un po' fuori, 25 km da Genova, e ci hanno accolto col coro. Infatti là abbiamo fatto il concerto sabato sera
devo dire ci hanno commosso, cioè loro ci hanno commosso, cioè è stata vicendevole questa cosa qua. Cioè quando noi andiamo in una città alpina, perché Genova sì, una città marinara, ma anche tante montagne, le Alpi, quindi è una città alpina e ci hanno accolto e ci hanno commosso, hanno riconosciuto gli alpini, nonostante qualche persona magari ha detto qualcosa che se lo poteva risparmiare, comunque ci hanno accolto bene e noi siamo rimasti veramente contenti. Come tutte le volte che nelle varie città che ci ospitano, insomma, questo va detto. E adesso c'è Gemona che è pronta ad abbracciarvi. Gemona nel 50° del terremoto, 6 maggio 76, qualche manifestazione è già stata fatta, ecco, è proprio da qua che è nato il nostro coro. Cioè quando i nostri sono andati, io non sono andato in soccorso delle famiglie, della gente, della popolazione friulana, però quelli che sono andati ci hanno portato a casa questo modo nuovo di cantare e da qua questo è stato, diciamo, l'embrione del nostro coro, e infatti festeggia 50 anni proprio in concomitanza col terremoto del Friuli. E quindi insomma saranno una serie di anniversari anche molto toccanti, molto dalle tante sensazioni forti per il contributo che voi avete dato in quei territori, che torneranno appunto a rivedere quei volti che hanno aiutato poi in quei giorni difficilissimi. Certamente sì. La riconoscenza, diciamo una cosa, noi che usciamo spesso a piedi in occasione dei raduni o delle radunate, l'accoglienza che ci riservano friulani è unica, già per il fatto che andiamo lì. Pensiamo, se dopo ci sono riconoscenti per un lavoro che è stato fatto dai nostri, allora è una cosa, cioè questo ti riempie il cuore, cioè queste cose qua, a dirle una cosa, a provarle è una cosa diversa, cioè bisognerebbe qualcuno che magari ha qualcosa da ridire, bisognerebbe farlo uscire un po' con noi e capire magari adesso, perché qualcuno potrà dire ma voi adesso andate a Gemona sotto un sole cocente, ma chi ve lo fa fare? Chi ce lo fa fare? Vieni assieme e capisci da solo. Questo è quello che io posso dire, perché io l'ho provato e non sarà certo il sole. Pensiamo che quando siamo andati a Udine abbiamo fatto 18 km sotto pioggia battente e non siamo morti, quindi non sarà neanche stavolta, la volta buona. Diciamo. Anche perché poi quella fatica viene sicuramente ripagata, intanto abbiamo visto un attimo le immagini, che è stato proprio il momento forse più emblematico della donata di Genova. C'è anche il nostro sindaco, visto a fianco Conte. Esatto, sì, c'era la sindaca Stocco, e questo è il cappello, ricordate il cappello di Giancarlo Gentilini, che forzando un po' quello che è quanto era previsto, il sindaco Mario Conte ha voluto portare con sé a Genova. A proposito di Treviso, immagino che stiate già pensando alla Triveneto dell'anno prossimo. Certo, sì, è un evento molto molto importante. La sezione se ne sta già occupando, e occupandosi della sezione va da sé che coinvolge i gruppi alpini. Noi siamo a Preganziol, quindi siamo proprio appena fuori città, e quindi immagino che saremo fortemente coinvolti. Penso che entro breve sentiremo cosa dirà il nostro presidente Giacomini, ma penso che entro breve cominceremo già a metterci al lavoro, anche perché pur essendo magari un raduno triveneto, uno di meno importanza, senz'altro rispetto al nazionale, però ciò non toglie che è impegnativo. Nel territorio poi è molto sentito, poi avendolo a Treviso, figuriamoci quanto sarà vissuto, sarà la nostra festa. E saranno tutti pronti ad accogliervi come voi meritate. Grazie davvero a Bruno Torresan, capogruppo degli Alpini vice capogruppo degli Alpini di Preganziol. Partiranno domenica a piedi verso Gemona, e noi insomma aspettiamo un po' di immagini di questa partenza per raccontarla poi se Lucio insieme. ci viene a trovare, il mio numero ce l'ha. Immagino che Lucio abbia una lunga rubrica di numeri alpini. Insomma, Lucio, se ci stai guardando, il messaggio è per te, ti aspettano gli Alpini di Preganziol per questa partenza. L'altra volta che siamo andati a Udine è venuto a trovarci a Piavon,
Però domenica voi so che non uscite normalmente. No, noi ci siamo di domenica, ranghi un po' ridotti, per cui sarà un po' da incastrare, ma vedremo Comunque, di fare in modo di raccontarlo. Lunedì, se mi chiama, magari ci viene a trovare a Zano Decimo, che saremo strada facendo tra Piavon e a Zano Decimo. Molto volentieri. Buona camminata e buona Triveneta agli alpini, e grazie ancora per quello che fate davvero. Grazie a lei. A Bruno Torresan, vice capogruppo degli alpini di Preganziola, e noi andiamo avanti con le notizie. Residenti del quartiere Portello a Padova hanno avviato una raccolta firme contro la sospensione della licenza del bar teatro di una rissa violenta. Studenti, famiglie con bambini, tutti insieme ieri per portare la loro solidarietà al bar Listina al Portello contro la chiusura di 60 giorni disposta dalla questura dopo la violenta lite tra un trans di origine brasiliana e un padovano di 54 anni a cui è stato strappato l'orecchio a morsi. Molti gli attestati di stima e una raccolta firme che ha superato le 1500 per chiedere che venga revocata questa decisione. In molti vedono nel bar un punto di aggregazione per il quartiere e non un luogo di malaffare. Commossa la titolare del bar nel vedere tanto affetto da parte degli abitanti della zona. Ha ribadito inoltre di essere estranea alla vicenda. Una notizia che arriva da Jesolo a seguito degli episodi che si sono registrati nell'ultima settimana. Il questore di Venezia, stiamo parlando di una serie di episodi di violenza, di risse che hanno visto protagonisti giovani, cosiddetti anche forse in modo inappropriato, ribattezzati Maranza. Il questore di Venezia, Antonio Sbordone, ha organizzato una serie di servizi straordinari sul territorio con oltre 500 persone controllate, di cui molte di età compresa tra i 15 e i 18 anni. Le attività si sono svolte sia di mattina presso la stazione delle Corriere a TVO di via Equilino per monitorare i gruppi di giovani in arrivo attraverso controlli preventivi sia nelle ore serali e notturne, con un'operazione di identificazione nelle zone della città legate alla movida estiva. Agli operatori del commissariato di Jesolo e della stazione dei Carabinieri si sono affiancate le squadre specializzate del reparto mobile della Polizia di Stato, che hanno permesso di rafforzare ulteriormente il controllo e la sicurezza. Nei confronti di 3 minori coinvolti nella rissa dello scorso weekend, il questore ha adottato altrettante misure di prevenzione personali, ossia il divieto di accedere o stazionare nelle immediate vicinanze di alcuni esercizi pubblici presenti sul tratto di lungomare per la durata di 1 anno. Ieri sera in Basilica a Padova il presidente della CEI, cardinale Matteo Zuppi, ha celebrato la messa della Tredicina. Sentiamo le sue parole prima dell'omelia. Sant'Antonio mostra la presenza del Signore Gesù, ci affida il Vangelo, e anche senza tanti sconti. I sermoni, le omelie di Sant'Antonio erano tutt'altro che accondiscendenti, mostra la grande accoglienza, fa sentire la sicurezza, fa sentire che la mia vita, le mie domande sono importanti, e questo forse dovremmo anche capirlo tutti quanti noi. Sant'Antonio, santo accogliente, che non lascia indietro nessuno, che sa ascoltare. Ecco perché è il santo tra i più amati al mondo. A spiegare la grande attualità di Antonio è il cardinale Matteo Maria Zuppi. Il presidente della CEI e arcivescovo di Bologna è stato ospite in Basilica a Padova per la celebrazione di domenica sera della Tredicina. Sant'Antonio, come San Francesco, di cui quest'anno ricorrono gli 800 anni dalla morte, parlava ai potenti. Chiunque deve essere operatore di pace, che non sono i mezzi che ci fanno essere operatori di pace, perché questa è la logica del confronto e del riarmo, e essere disarmati, che ci aiuta, che ci permette di chiedere il disarmo e di parlare ammonendo i reggitori, perché San Francesco anche non faceva ascolti, chiedeva ai reggitori e li metteva di fronte al giudizio di Dio, quindi
No, ma tutti quanti noi, ma per farlo dobbiamo essere disarmati. Una pace invocata da Papa Leone XIV nel suo viaggio in Spagna con il richiamo all'Europa a non essere polarizzata, un appello che secondo Zuppi non deve essere rivolto solo alla politica ma anche ad ognuno di noi. Un invito che in realtà dobbiamo fare tutti quanti nostro, imparando che una cosa è difendere le proprie convinzioni, altro è aggredire e essere malevoli verso il prossimo. Taglio del nastro sabato per una nuova rotatoria nella Marca Trevigiana, provincia che sin dagli anni 90 per prima con queste realizzazioni ha migliorato la propria viabilità cancellando centinaia di incroci dove per anni si verificavano incidenti mortali. Oggi con un'efficacia in più, quella di mitigare gli eccessi di velocità. Da oggi la provincia di Treviso ha una rotatoria in più, è quella lungo la strada tra Folline e Revine nel comune di Cison di Valmarino. Molti conoscono la zona perché fino a qualche mese fa qui c'era uno degli incroci più problematici per andare a vedere artigianato vivo, uno degli appuntamenti che storicamente caratterizza il Ferragosto del comune della Valmarino, del Bosco delle Penemozze e dei percorsi dell'acqua. Grazie ad un investimento di 280.000 euro, finanziato congiuntamente da provincia di Treviso e comune, viene migliorato uno snodo importante a beneficio della comunità, che grazie anche ad ATS ora ha nuovi ed efficienti sottoservizi fognari. Con questo intervento andiamo a migliorare decisamente la viabilità non solo del paese ma anche del tratto provinciale, andando un po' a mitigare il problema della velocità. Ed è proprio sulle rotatorie che la provincia punta per contrastare gli eccessi di velocità. Le strade provinciali per codice della strada sono strade di scorrimento e pertanto non devono avere nessun tipo di impedimento, quindi dossi o altro. Quindi la rotatoria è uno di quegli strumenti efficaci che riesce a rallentare le auto e dar maggior sicurezza a chi fruisce e a chi vive il paese. Andiamo a Udine, dove ciclicamente si ripropone il problema dell'accumulo di indumenti in piazzale Chiavris, che degenera spesso in un accumulo di immondizie. Ebbene, sabato si è assistito al paradosso di vedere la scena all'uscita di un matrimonio. La situazione critica con annesse polemiche dei residenti era rapidamente corsa sui social. L'ennesima denuncia che abbiamo raccolto per le condizioni di incuria totale in cui versa la zona di raccolta indumenti della parrocchia San Marco in piazzale Chiavris. Sono un pugno nell'occhio. Accumulo di indumenti e bagnati dalle piogge, messi stesi ad asciugare praticamente con la rapida degenerazione in un cumulo di immondizie. Cartoni della pizza, contenitori, dentifrici usati, scatole di biscotti vuoti sono solo alcuni dei prodotti che si possono trovare. I rifiuti prendono il posto dei vestiti, un'immagine che non piace ovviamente a chi passa da quelle parti e che diventa paradossale all'uscita degli ospiti di un matrimonio nella chiesa retrostante. Vestiti eleganti e pomposi con l'incuria non vanno di certo a braccetto, ce lo dice direttamente un'invitata. È una vergogna, anche perché io capisco che in pratica c'è qualcuno che avrà anche bisogno di questi vestiti, ma il fatto che vengano usati in questa maniera e poi abbandonati sotto le intemperie e scaraventati per terra, hanno fatto lo stenditoio come se dovessero mettere ad asciugare l'abbigliamento. No, allora qualcuno deve provvedere. La situazione la conosce bene anche il consigliere comunale Alessandro Vigna, che vive da quelle parti. Questa la sua proposta per risolvere la problematica. Vorrei dire qualcosa sul disordine fuori dalla chiesa di San Marco, che è praticamente sotto casa mia. È una cosa che io, questa dei vestiti, avevo già segnalato i giorni scorsi al consigliere Giacomello, all'assessore Giacomello, in modo tale che provasse a muoversi attraverso la Caritas, perché quei cassonetti sono della Caritas. Molti arrivano e, come abbiamo visto, usano più che come un posto per recuperare dei vestiti, usano il sito per lasciare, abbiamo visto i dentifrici, le cose, cioè come fosse una discarica, e questo non va bene. No, quindi spero che l'assessore Giacomello riesca a trovare una soluzione con la Caritas, che passino magari più frequentemente. Questa potrebbe essere una soluzione, no? In modo tale che si possa risolvere questa problematica qua.
Restiamo a Udine per una notizia di tutt'altro tenore, fan da tutto il mondo, emozioni forti e inclusività. Il concerto di Eros Ramazzotti ha aperto alla grande la stagione dei concerti al Blue Energy Stadium. Solo la terra, non i friulani. Ha tremato la terra, non i friulani. C'è stato anche il ricordo del terremoto di 50 anni fa e la celebrazione della forza del popolo friulano nello spettacolare concerto di Eros che ha aperto nel migliore dei modi la stagione della musica al Blue Energy Stadium. Un evento attesissimo perché il cantante mancava da 20 anni e proprio in Friuli ha aperto il tour degli stadi italiani. Oltre 2 ore ininterrotte di show con un palco pensato per esaltare il live con maxi schermi e luci che hanno reso tutto più coinvolgente. I grandi immancabili successi alternati ai nuovi brani tratti dall'album Una storia importante, una storia importante, cantati a squarciagola dai 21.000 del Blue Energy provenienti da 45 paesi del mondo. Siamo da Sudafrica, Johannesburg, Sudafrica. Where are you from? Austria. Dall'Argentina. Dall'Argentina? Proprio dall'Argentina. I love Eros. Il concerto di Eros a Udine è stato anche una prima nazionale per la musica pop in Italia. Per la prima volta un grande concerto è stato reso accessibile anche alle persone con disabilità sensoriale grazie a una serie di servizi pensati per permettere la fruizione dello spettacolo anche a persone sorde, ipoudenti, cieche e ipovedenti. Certo, poi la questione interessante è che avremo anche le audiodescrizioni e questo sicuramente è una cosa importante per le persone non vedenti. Ed è una sensazione nuova per me, adesso ho la prova, dobbiamo provare. Guarda caro, come non hai fatto mai, dimmi un po' chi sei. Una grande serata di musica ed emozioni, conclusa con la maglia bianconera, quella dell'Udinese. Mi raccomando, non vogliamo mai. L'amore e la pace sono le cose più importanti in questa vita. Certo. Si aprirà la stagione dei notturni padovani, un'iniziativa che racconta Padova ai turisti ma anche agli stessi padovani. Tornano i notturni padovani, il tradizionale format che dagli anni 70 racconta la città del Santo attraverso visite guidate, incontri, escursioni in battello, in barcaremi, oltre a visite ai musei e il Festival delle Mura e delle Acque Fluviali. Tutta la programmazione sarà disponibile al sito www.notturnipadovani.it. Sono oltre 250 eventi, è uno dei contenitori più importanti, abbiamo abbondantemente superato le 10.000 presenze l'anno scorso e quello che è interessante è l'idea di experience, cioè vengono scelte perché sì, c'è la Cappella degli Scrovegni, c'è il Palazzo della Ragione, ma queste sono visite guidate, un grandissimo grazie alle guide turistiche padovane perché permettono a turisti e padovani di scoprire aspetti curiosi, inediti, originali e ogni anno c'è l'estensione perché includiamo nuovi territori. Dal prossimo 11 giugno fino a ottobre inoltrato, turisti e padovani potranno ammirare angoli nascosti della città. Una rassegna pensata per tutti, sia i turisti che i residenti. Turisti che sono in continuo aumento, come segnalano i dati del primo trimestre del 2026. Padova rientra ormai nelle grandi città culturali italiane in compagnia di Roma, Firenze, Napoli e Venezia. Siamo riusciti a crearci uno spazio tra le grandi città d'arte, anche se Padova, ripeto, ha molte frecce al suo arco, ma non le aveva mai compiutamente sfruttate. I dati sono confortanti, il primo trimestre abbiamo già i dati degli arrivi e delle presenze, sono dati significativi in leggera crescita, nonostante tutto rispetto all'anno precedente. Ci auguriamo che il prossimo trimestre, soprattutto il periodo estivo, possano dare risultati importanti. Comunque chi di voi dovesse dialogare con albergatori e ristoratori, ma anche i negozianti, ha un feedback positivo.
In chiusura vi ricordo l'appuntamento questa sera a partire dalle 20:45 in diretta su Antenna 3 con Ring, ospiti Alberto Stefani, Presidente della Regione Veneto, Fabio Crea di Fratelli d'Italia, l'onorevole Gianangelo Boff di Futuro Nazionale, Nicola Talmi della CGIL, Giacomo Nilandi del Partito Democratico e poi Vittoria Caram. Noi siamo in chiusura, io ora vi lascio alla sigla, le previsioni del tempo, grazie ancora ad Alberto Pivetta e Marco Gagliazzo in regia, la nostra programmazione continua alle 16:17, il film Il profumo dell'erba selvatica. Buon pomeriggio a tutti.